La crisi di governo è entrata nel vivo e le opzioni diminuiscono con il passare del tempo. Il centrodestra unito chiede fin dal principio il ritorno alle urne. Noi lo diciamo dall'inizio, è meglio andare al voto, dimostrare che il voto popolare darà mandato a una coalizione di centrodestra con un mandato solido, con un programma chiaro, che si presenti agli elettori, con un governo compatto, perché non abbiamo più bisogno di governi raccogliticci e che si reggono su beghe e su ricatti, abbiamo bisogno di un governo che dia le risposte ai cittadini, alle imprese e alle associazioni. I sondaggi e le reazioni della politica suonano come una bocciatura per il governo, a partire dalla gestione dell'emergenza coronavirus. Da parte nostra, ma anche da parte dei cittadini, sentiamo tutti i giorni, io li ricevo anche in comune, cittadini che si stanno lamentando perché non hanno le risposte che si aspettano da questo governo. C'è tanta confusione, c'è tanta incertezza. Questa crisi nata in seno alla stessa maggioranza non fa che accentuare purtroppo questa sensazione di incertezza e possiamo dire anche di confusione che i cittadini hanno e che purtroppo si ritrovano ad affrontare una vita reale che non è quella che stanno vedendo purtroppo i nostri ministri e il Presidente del Consiglio.